La politica estera serba divisa tra gli interessi economici europei e la tradizione culturale filorussa. La Croazia, con la benedizione dell'Europa, sta per costruire un mega rigassificatore sull'isola di Veglia. Dalla notte dei tempi in Polonia il commercio dell'ambra è una delle più importanti attività economiche. La storia di una badante a Milano, la storia di una delle donne che si occupano dei nostri anziani. Il ricordo del campo di Alberobello, dove nel dopoguerra migliaia di donne provenienti da ogni parte d'Europa trovarono un rifugio. Una frase che ultimamente si sente pronunciare in Serbia è più o meno questa: la nostra testa è con l'Unione Europea, ma il nostro cuore è con la Russia. In un certo qual modo è quello che rileva anche un recente sondaggio condotto dall'Ufficio Serbo per l'integrazione europea. Se in Serbia fosse convocato un referendum sull'adesione all'Unione, solo il 47% dei cittadini sarebbe favorevole. Meno di 10 anni fa il dato avrebbe superato il 70%. Il 29% oggi poi direbbe assolutamente no. È evidente che fattori come la Brexit, riforme spesso non tangibili o un processo di adesione che procede a rilento stanno facendo cambiare opinione a molti serbi. Su questo tema abbiamo chiesto un parere a Mihailo Cernopnja, presidente dell'associazione European Movement a Belgrado e professore universitario. Quello che è molto strano è che la simpatia verso l'Unione Europea è in calo anche tra i giovani. Da 13 anni tengo corsi sull'integrazione e posso dire che 13 anni fa erano molti di più gli studenti interessati a questo corso. Poi, il giorno degli esami, agli studenti rivolgo una domanda: sei a favore o contro l'adesione e perché? Da questo campione ho dedotto che prima gli studenti contrari erano il 15%, mentre oggi sono quasi il 30%. Quando chiedo perché, le risposte fanno riferimento ai tempi lunghi delle trattative e al fatto che la stessa Unione sta mostrando delle crepe. Mi dicono: cosa andiamo a fare in un'Unione che ha tanti problemi? È pur vero che i serbi che vanno all'estero per studiare e lavorare vanno spesso in paesi dell'Europa occidentale e non per esempio a San Pietroburgo. A tal proposito lo stesso sondaggio segnala un dato eloquente ed è quello che riguarda gli aiuti economici da parte di altri paesi. Ebbene, il 25% delle persone è convinto che la Russia sia il maggior finanziatore della Serbia negli ultimi 15 anni. In realtà i dati dicono che dal 2000 al 2015 Belgrado ha ottenuto dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri circa 2 miliardi e 700 milioni di euro come sostegno per lo sviluppo economico. C'è dunque un ulteriore fattore che polarizza l'opinione pubblica ed è il legame storico-culturale con la Russia. Ora più che mai, dato che il fascino di Vladimir Putin fa presa soprattutto tra i nazionalisti radicali e addirittura tra i seguaci del partito di maggioranza relativa guidato dal premier Vučić, europeista dichiarato. In realtà il Cremlino sta tornando a giocare un ruolo di primo piano in tutti i Balcani occidentali. Nel 2016 la Serbia, su 41 dichiarazioni di politica estera di Bruxelles, ne ha sostenute soltanto 24, vale a dire il 59%, 6 punti in meno rispetto al 2015. Belgrado, per intendersi, non ha adottato misure restrittive nei confronti della Russia per l'intervento in Crimea e questa scelta ha preoccupato molto Bruxelles nell'ambito della parte di trattato di adesione, quello che in gergo si chiama capitolo, che riguarda politica estera, sicurezza e difesa. Altri indizi. Pochi mesi fa c'è stata un'esercitazione comune tra russi e serbi. Mosca, inoltre, ha donato 6 MiG che però vanno ammodernati con 200 milioni di euro. E da tanti anni poi, tra i due paesi, c'è un accordo di libero scambio. È evidente che comunque il cambio di passo con il processo di adesione all'UE ha rappresentato un cambio di strategia nella politica estera di Belgrado. Il problema principale è il Kosovo, che la Serbia non vuole abbandonare, anche se al momento 22 membri dell'Unione lo hanno già riconosciuto come Stato indipendente. Questo argomento è stato inserito all'interno del capitolo 35, un capitolo che esiste per tutti gli altri paesi che vogliono aderire, ma in genere sta a indicare altre questioni, mentre per la Serbia è quasi tutto dedicato ai rapporti con Pristina. Hanefija Prijić, detto Paraga, il comandante bosniaco che il 29 maggio del 1993 a Gornji Vakuf, nella Bosnia centrale, fece fucilare i volontari italiani Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale di Brescia. Si salvarono miracolosamente Cristian Pennocchio e Agostino Zanotti. Paraga ha già scontato in Bosnia 12 anni di carcere.
Liberato, è stato arrestato in Germania e poi estradato in Italia sulla base di un mandato di cattura internazionale. Durante le udienze, Paraga ha fatto anche i nomi degli autori materiali del delitto, cosa che probabilmente farà riaprire il processo anche in Bosnia. Per la Croazia sarà l'investimento del decennio, almeno così lo presenta il governo di Zagabria, un'iniziativa strategica che ha la benedizione sia dell'Unione Europea sia dell'Alleanza Atlantica. A breve, nella baia di Omišalj, Castelmuschio, sull'isola di Veglia, vicino a Fiume, dovrebbero partire i lavori per la costruzione di un rigassificatore, un terminal per il gas naturale liquido. L'Unione Europea per la costruzione dell'opera ha stanziato 102 milioni di euro a fondo perduto. La realizzazione è stata affidata ad una società costituita ad hoc, la LNG Croatia, partecipata dai due maggiori distributori di gas e elettricità croati. Darko Pavlović è uno degli esperti incaricati della progettazione. Realno je za očekivati, obzirom da se hrvatska vlada je donijela odluku da će to biti plutajući. Realisticamente, visto che il governo croato ha optato per la costruzione di un terminal galleggiante, possiamo affermare che il progetto sarà realizzato entro 18 o 20 mesi, mentre per la costruzione di un terminal a terra avremmo impiegato almeno 5 anni. Dall'Europa abbiamo ricevuto un contributo di 102 milioni, mentre l'intero investimento sarà di circa 360 o 370 milioni di euro. Bespovratnih sredstava. La costruzione del terminal per il gas sull'isola di Veglia è decisamente appoggiata dalla NATO, che giudica l'opera necessaria per garantire all'Europa di non essere troppo dipendente dal gas russo. Gli Stati Uniti e Bruxelles negli anni scorsi hanno già cofinanziato la costruzione di un rigassificatore terrestre in Polonia e di un terminal galleggiante in Lituania, praticamente una nave che funge da rigassificatore ormeggiata davanti ai bocchettoni di un gasdotto, una tecnologia che dovrebbe essere usata anche sull'isola di Veglia. Pa taj projekt se ide iz nekoliko razloga. Le ragioni per costruire un rigassificatore sono molte. Da un punto di vista geopolitico, l'Europa è il secondo consumatore mondiale di gas. È naturale che un paese delle dimensioni della Croazia importi gas anche via mare. È una fonte energetica a buon prezzo, che inquina poco, e l'offerta dei produttori con l'introduzione della tecnologia di estrazione, con il fracking, la frantumazione della roccia, si sta allargando. C'è più concorrenza nell'offerta e questo è un vantaggio. Lo dimostra il caso del terminal lituano. Dopo la costruzione del terminal GPL è aumentata l'offerta e conseguentemente il prezzo del gas russo è diminuito addirittura del 40%. Terminala cijena ruskog plina je pala za 30 do 40%. Pavlović spiega che attraverso il nuovo rigassificatore la Croazia importerebbe sia il gas prodotto nella penisola arabica sia il gas estratto negli Stati Uniti, che con l'introduzione delle nuove tecnologie del fracking per l'estrazione sono diventati uno dei maggiori esportatori di gas naturale liquido. La LNG Croatia, la società incaricata della costruzione del terminal, sta cercando partner strategici capaci di cofinanziare l'opera. La presidente croata e il premier, entrambi dell'HDZ, conservatori, hanno avuto contatti con il governo e operatori lituani e statunitensi. Tra gli esperti di energia croati sono in molti però a sperare anche in una partecipazione italiana al progetto. Pri tome je vrlo važno pronaći strateškog partnera koji... Quello che cerchiamo è un partner strategico che non partecipi soltanto alla costruzione, ma un partner che porti con sé in dote anche nuovi mercati, sia per comprare sia per vendere il gas. La principale compagnia energetica croata, la INA, da decenni collabora con l'ENI e la Edison nello sfruttamento dei campi di metano in Adriatico al largo dell'Istria, giacimenti collegati sia con l'Italia sia con la Croazia con gasdotti. Esistono progetti per trasformare questi giacimenti in una specie di serbatoio naturale per il gas importato. Il progetto per la costruzione del rigassificatore di Veglia in Croazia è appoggiato sia dal governo conservatore sia dall'opposizione socialdemocratica. Le organizzazioni degli ecologisti sono combattute. Da un lato vedono con favore l'uso del gas, la decisione di usare navi rigassificatrici e il possibile risanamento dei vecchi impianti chimici sull'isola di Veglia. Dall'altro però temono i pericoli che comporta il trasporto di gas.
Chi ha fortuna, ma ne occorre davvero tanta, può trovarlo anche oggi un pezzo di ambra sulle rive del Mar Baltico. 50 milioni di anni fa l'area tra Scandinavia e Polonia era coperta da un'immensa foresta. Le gocce di resina dei suoi alberi, mineralizzate, si sono trasformate in preziose pepite. A Danzica sanno bene come valorizzare queste pietre oggi estratte industrialmente. Di qui l'ambra raggiungeva il Mediterraneo. Ulica Mariacka è ancora oggi la via dell'ambra, arrivata in certi momenti a valere più dell'oro. Il valore dell'ambra è molto aumentato negli ultimi 20 anni, soprattutto quello delle pietre grosse e ben lavorate. A tratti l'ambra è stata anche una sorta di bene rifugio. Chi ha investito allora oggi si ritrova a un bel guadagno. Uno che l'ambra la conosce bene è Lech Michel. La lavora da 30 anni. Oggi ha acquistato una nuova partita di pepite grezze. Come prima cosa bisogna dividere le pietre. Lo si fa badando a due criteri, il colore e la dimensione. Un pezzo sembra particolarmente interessante. Ha venature bianche e verdi. Levigandolo si potrà stimare meglio il suo valore. L'ambra non è come il diamante, simbolo di purezza. Più ha impurità e venature, più è interessante. Il colore dipende da vari fattori. Questo pezzo è interessante perché in parte è trasparente e in parte no. Quest'altro ha molte bolle d'aria. Ogni pezzo è unico, insomma, e unico è il gioiello se realizzato da un artigiano, non per via industriale. Tra estrattori, artigiani e commercianti d'ambra, negli anni '80 la sola regione di Danzica aveva 4.000 aziende. Oggi ne ha molte di meno, ma l'ambra resta uno dei fattori economici più importanti. Dagli anni 90 in poi le aziende sono diminuite di numero, ma la lavorazione si è molto specializzata, con l'introduzione di macchine e nuove tecnologie. Oggi si stima che il settore occupi oltre 10.000 persone. Un aspetto particolare dell'ambra sono le inclusioni, quando la resina fuoriuscita dal tronco intrappola frammenti vegetali o insetti. Ecco un caso spettacolare: 2 mosche catturate 50 milioni di anni fa. In Slovenia è entrata in vigore una legge che garantisce i diritti legali alle unioni omosessuali, ma non permette loro di adottare bambini o la fecondazione in vitro. La nuova norma garantisce alle unioni omosessuali la stessa protezione legale delle coppie sposate per le prestazioni sociali e l'assistenza sanitaria. La maggioranza degli sloveni nel 2015 aveva respinto in un referendum un disegno di legge che prevedeva per le coppie omosessuali gli stessi diritti previsti per le coppie eterosessuali. Incontriamo Renata in una pausa di lavoro. Ci aspetta davanti alla casa della donna anziana che assiste come badante, dove Renata Eva Korczek, 56 anni, polacca di Stettino, vive e lavora. In Italia da 10 anni, da 3 a Milano. Andiamo in macchina alla casa Silvana dei City Angels, dove ha vissuto e lavorato per 5 mesi quando non aveva niente. A casa sono badante, quando esco sono me stessa. E si veste tutta così bella e elegante? Sì. Sempre? Sempre. In tutte le case dove io lavoravo, anche quando sono stata per abitare, mentre cercavo lavoro, io trattavo come mia casa, pulivo, preparavo tutte le cose per vivere bene, preparavo mangiare buono. In Polonia ha lasciato un figlio e un nipotino. L'altra figlia grande da 10 anni vive e lavora in Inghilterra. L'ex marito con alle spalle storie di violenza. La prima volta quando sono arrivata mi ha aiutato un italiano che prendeva soldi, trovava lavoro e prendeva 400 euro. Non avevo un'altra possibilità per entrare in Italia senza parlare italiano.
Questo lavoro era una bella lezione perché signora quando lei veniva rabbia anche me picchiava con bastone. La padrona? Sì. Addirittura? Sì. Prendeva le botte? Sì. E lei non si ribellava? Non potevo. Io pensavo che povera, io dicevo, io le voglio bene. Un figlio dove lavoravo voleva la violenza sessuale, io ho detto che no e sono andato via perché anche mi molestava, non mi piaceva questa cosa. Io dicevo che il mio cuore è occupato e non posso andare con altro uomo. Poi da Pescara a Ponte di Legno in Sardegna e poi finalmente a Milano, a Casa Silvana. Il mio letto era qua. Io dormivo qua, mi è piaciuto molto. È piccolina casetta, però è molto bella. Lei continua sempre a cucire per Casa Silvana? Sì, perché in questo momento loro hanno bisogno di lenzuola oppure federe. È felice? Sì, questo mi dà forze che non lo so da dove. Quando si lavora con amore non si sente, io mi sentivo sempre rilassata, mi sentivo, non lo so che posso dire questa cosa, che era un periodo bellissimo per me, non mi lamento a Milano, sì, a Casa Silvana. Alberobello, 1947. Nel campo di concentramento, noto come la Casa Rossa, vengono recluse un centinaio di donne e i loro bambini. Arrivano dall'est, slave, tedesche, polacche, donne perse, dietro quelle che le inchieste giornalistiche del tempo definiscono nel migliore dei casi illusione d'amore. Prive di documenti d'identità, dopo il campo di Fossoli nel Modenese, le signorine straniere vengono trasferite in Puglia. La svolta comunista nei loro paesi le aveva costrette alla fuga. Ad Alberobello arrivano anche greche, albanesi, spagnole, austriache e francesi, in fuga da un passato marchiato come sconveniente. Una pagina semisconosciuta del dopoguerra raccontata nel 1950 dal regista ungherese Géza von Radvany nel film Donne senza nome. Una storia che si snoda tra realtà, cinema e giornalismo nel libro di Francesco Terzulli, La Casa Rossa. La stampa mostra un'attenzione morbosa verso queste donne e la maggior parte di queste erano rimaste senza nome perché avevano perso i documenti, non erano in grado di poter manifestare la loro identità. Queste donne subiscono un trattamento diverso da quello che può capitare a un uomo che è rimasto senza nome, perché sembrano diventate una preda, sono giovani, sono belle, alcune restano impresse nella memoria della gente di Alberobello perché non portavano le calze, si vedevano le gambe. E tra le indesiderate c'è Anna, una giovanissima Valentina Cortese, una ragazza slava in attesa di un figlio. Silenzio, prego, fate silenzio! Mi sta provando Shakespeare! Cocainomani e pervertite, isolate, le indesiderabili, titolava la stampa alla ricerca di inchieste pruriginose, possibilmente ammantate di mistero, sullo sfondo le storie più cupe di una guerra appena finita, accusate di aver condotto per mesi vita in comune con i negri disertori degli eserciti alleati o correi di traffici e borsa nera, ma nel campo di Alberobello trovano un luogo di nuovo dolore e nuova violenza. Un universo concentrazionario femminile molto turbolento, donne che tentano evasioni, tentano il suicidio, alcune vengono mandate al carcere di Putignano e succedono tante vicende. C'è quella che dice devo infilare un anello per sfilare una catena e quindi cerca di sposare il gelataio del paese. Una condizione comunque che non fa sconti. Anna paga più delle altre indesiderate la sua sventura. Muore dando alla luce il figlio che il compassionevole Gino Cervi, nei panni del brigadiere Zaini, rimasto anche lui senza famiglia, dichiarerà essere suo. Sono io. Una storia di cui si parlò molto
nel cinema del 49. Poi dopo un paio di anni il film va a finire negli scaffali della Cineteca Nazionale e da allora non si è più parlato, è come se poi non si volesse più sapere. La disciplina, igiene